La sfida di Pandare in Veneto prosegue per Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Ma realizzare il Tour del Veneto in 48 ore si sta rivelando un'impresa complessa. Sostando a Montegrotto Terme per riparare la loro auto, continuano ad imbattersi in personaggi assai misteriosi. 3 attori erranti, un territorio da esplorare e una sfida. Oh Tosi, idea! Scommettiamo che riusciamo a fare il giro di tutti i comuni del Veneto in 48 ore. 48 ore? Ara chiese quasi 600. Chiese piene di autovelox. Con un mezzo che li porterà ad esplorare gli angoli più remoti della regione. Ah no? Con questa? L'autovelox è l'ultimo dei problemi. Tosi, e il Pandin va dappertutto. Sei la macchina perfetta per andare in Veneto. Pandare in Veneto, non mi capia come, cioè, pandare in Veneto. Benvenuti a Pandare in Veneto. Ma chi sei quello con che fascia? Sarà il sindaco? No, Parmise e Miss Montegrotto. Casomai sarà Mister Montegrotto, ma Parmise è il sindaco? Ma no, con che fascia? Sarà il capitano della squadra del calcio? Anche? Parmi è il sindaco. Proviamo? Sindaco! Io ho detto che era il sindaco. Ciao sindaco, piacere. Ciao. Bene, come mai da queste parti? No, e soprattutto come mai con sta fascia? Infatti. Vi devo svelare un segreto. Allora, c'è una leggenda che caratterizza questa parte dei Colli Ugani. E sto andando da un saggio che vive in mezzo a questi boschi per farmela raccontare nei dettagli. Solo che questo saggio ha un carattere un po' scontroso, allora vado vestito in forma ufficiale perché non vorrei Ma mai... ti serve magari dei bodyguard, qualcuno che ti dà una mano? Beh, quasi quasi sarebbe meglio, perché devo. sei scontroso. Tanto non abbiamo niente da fare. Dai, sindaco. allora venite con me. Sì, Sì, andiamo. magari ti siamo. racconta una storia perché sei un meccanico qua della zona che ne da sistemare a mano. Ma sindaco, raccontaci qualcosa di questa leggenda, dacci qualche anticipazione. Enrico IV, attorno al 1083, stava scendendo con la sua sposa Berta dalla Franconia, che era in Germania, per andare a trovare il Papa. E lungo questo viaggio si è fermato qui a Montegrotto Terme. Però, no, ma scendendo è giusto, no? No, sì, è strano in realtà, perché di solito si fa il giro per il Brenner o no? Cioè, di solito, se ti parti dalla Germania, passi per Montegrotto, ti fai il Brenner. il giro che ha fatto Enrico faceva una IV. volta. Forse noi si andava perché se noi doveva Sargasò Mie e Franchi. Perché era da Franconia, Mie e Franchi come... è una battuta. No, ragazzi. Allora, mi non che faccio più. Vi aspetto su. Ciao ciao. Magari tiriamo il FIA anche a noi altri un attimo. Meglio. Comunque, ragazzi, si tratta della leggenda di Berta. Dai, che ne avvisa sentito parlare. Ah, ma sei ambientato a Montegrotto? Certo, ogni settembre famo anche la rievocazione storica coi cavalli e il mercatino medievale, i sughi dei putei e i contrade. E pensa che qua siamo a un tiro di scioppo da Torre de Berta. Dai che andiamo. A un tiro di scioppo? Sì. E allora andiamo a sparare. Dai. Andiamo. Eccoci qua, siamo arrivati alla Torre di Berta. Cioè, bello il posto, però manca il saggio. Sarà da queste parti qua, arriverà. Ma quello è il meccanico. E fai silenzio, brutto molto, d'accordo? Non so, mi piacerebbe essere un folpo per date 8 staffe a volta. Adesso fate silenzio e vi racconterò la leggenda di Berta. Era circa l'anno 1080 circa. Ed è Enrico IV della Franconia. Quarto. Senti, more, ti fa silenzio. Enrico, quello là della Francofonia,
praticamente era sposato con l'imperatrice Berta. E un giorno sta femmina che fa: ascolta, dove ti mi porti in vacanza sto anno? Andiamo sempre sullo stesso posto. E insomma, femmina, te porterò in un altro posto, che so, andiamo a Montegrotto Terme. Ah, mi pare bene, Montegrotto Terme mi piace, che se andava con una mia amica se la trova bene. E così partirono. E così, arrivati in quel di Montegrotto Terme, Berta, l'imperatrice, praticamente decide che si vestia come Gera, no? Gera vestia con abiti semplici, no? Niente di esaltante, praticamente pareva una strassona. Entra dentro questa chiesa e appena entrata in chiesa, un'altra Berta, ma senza l'H, perché era umile, una contadina, e praticamente non si pettinava, per quello non aveva l'H, no? E ora praticamente ella cosa fa? La guarda e dice: ma questa sarebbe l'imperatrice? Cioè, parla così. Cioè, ora se l'imperatrice mi dice: Naomi Campbell, coca, date una sistemata, ti serve un filo, qualcosa per aggiustarti il vestito. E così prese del filo e glielo donò alla imperatrice a Berta con l'H. E così è a Berta senza l'H che dà sto filo a Berta con l'H per aggiustarsi il vestito. E così l'imperatrice è stupita, tanta generosità da parte della contadina, e decide di fargli un dono. Per primo fa liberare suo moroso che già era sta praticamente imprigionata in Montagnon, e dopo che gli dice: guarda, ti donerò tanto terreno quanto il tuo filo potrà contenere. Pisa e roba. Figurite, amiche della Berta, quella senza l'H, subito tutte quante sul gruppo WhatsApp a commentare: ma ti ha visto, è a Berta senza l'H, ciò che ha donato tutto quanto il terreno, e lo fermo anche agli altri, rancura tutto il fio che ti trovi, fa una roba coppa tutte quante i piegole che ti dà, rancura lana, fa su qualcosa. Ma in quel momento l'imperatrice disse a tutte: no, è finito il tempo in cui Berta filava. Alcune fonti storiche dicono che la frase corretta fosse: Cocche, che aveva svegliarmi prima! E ora, Eccolo. com'era sindaco sta leggenda? Ti sei perso il saggio e il grande insegnamento che ci ha dato legato alla leggenda. Guarda, merita più la leggenda che il saggio, se posso dire. Ma sto insegnamento... L'insegnamento è che quando fai un dono devi farlo in maniera pura e disinteressata, perché un dono fatto con secondi fini non è un vero dono. Bello, bravo sindaco. Oh, grazie. Signori, grazie. vi saluto perché ho giunta comunale, quindi Bene, È giunta l'ora! È giunta l'ora, no? Perché ad andare Ascolta, via. vengo a camminare. No, era una battuta che ad andare in giunta. Nella prossima e ultima puntata si riparte per conquistare il Veneto. Questa volta la macchina non li tradirà, ma nuove insidie si nascondono minacciose.